compagnia di Franco Della Posta, organizzatore di produzioni Model Film, ben trovato. Grazie a tutti. Ma per chi non lo sa, ma che vuol dire Model Film? Ma film sarebbe mamma dell'inglese ed è una società che organizza filmati pubblicitari e cinematografici e anche eventi. Ma so che avete realizzato delle pubblicità anche importantissime ultimamente. Sì, su circuiti nazionali. Sì, diciamo che ultimamente abbiamo fatto dei Danone Vita Snella, ora gireremo un Fineco, poi ai tempi andati abbiamo fatto il cortometraggio della Coop per i 150 anni. Adesso stiamo preparandoci per un film che gireremo tra l'Italia e Hong Kong, che andrà probabilmente nel 2006 in onda in Italia, però va benissimo, poi siamo qui. Senti, Della Posta, ma sai che io mi avvicino a parlare con gli ospiti perché c'è la musica e sente pochissimo, solo per quello. Non ti bacerei, però, perché sei un esperto. Allora, caro Della Posta, ma sai che il tuo cognome mi sembra, siccome io sono un grande amante del calcio, soprattutto della Roma, ho una grande simpatia insomma per la Roma, assomiglia, cioè il cognome di un calciatore della Roma. Era lui, era il fratello gemello. Eri tu? No. Eri tu? Come no? Gemello. Dai, eri tu? C'era un clone. Ma come mai hai lasciato il calcio? Perché ti sei scocciato? Perché non era più bello. Cioè, No, diciamo che io adoro il calcio moderno, non so, di Zola, il calcio moderno di Roberto Baggio che ha smesso, e con lo spirito del divertimento che per me è un po' perduto. Dici che il calcio un po' si sta perdendo? Sì, si perde lo spirito del divertimento per me che c'era negli anni andati. Ora è molto business, una volta, almeno da quello che ho vissuto io, esistevano anche delle bandiere che adesso per me difficilmente le troviamo, al di fuori di alcuni personaggi. Una volta era una squadra, era una bandiera nella figura di un giocatore, adesso è un po' più difficile. Poi comunque non vedo più i bambini giocare nelle piazze. Signori, Sassari in teatro lo guardano tutti e chi non prende la televisione per qualsiasi motivo si fa spedire il DVD in casa. Questo è il caso di Della Posta, ex calciatore della Roma e produttore cinematografico, è vero? Sì. Sassari in teatro ogni settimana ti fa arrivare il mio DVD. Sì, va bene. Sì. No, va benissimo. Oh, te mi hai detto, oggi la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato in Sardegna ho guardato Sassari in teatro. No, l'ho visto. E mi hai detto, complimenti Paul. Sì, complimenti Paul, l'ho detto io. Qui finisce la puntata di Global, ma vogliamo ricordarvi questa sera l'appuntamento al Menhir, località La Crucca. Registrazione di Sassari in teatro, speriamo voi siate numerosi, tra l'altro quest'oggi nostra ospite Giovanna direttamente da Domenica Inn. Appuntamento a stasera per chi vorrà venirci a trovare. Per quanto riguarda Global, l'appuntamento è domani. Ciao a tutti, arrivederci.